Indignazione a Venezia per la vicenda dei bigliettai accusati di fare la cresta sugli ingressi alla Basilica di San Marco, con prezzo pieno anche a disabili e minori, in 6 licenziati. Paura stamane a Mestre quando poco prima delle 9 un albero di grosse dimensioni si è spezzato a metà cadendo in mezzo alla strada e bloccando il traffico. La denuncia di Daniele Rinaldo, 62enne ingegnere di Mestre, malato di SLA, lasciato a terra dalla compagnia aerea prima di un volo: non potevo portare a bordo il ventilatore che mi serve per respirare. Maxi blitz in via Piave, ma non solo, 60 militari in servizio, utilizzato anche l'elicottero, 76 le persone controllate. Un altro fine settimana da controesodo lungo le autostrade venete, domani giornata da bollino nero, domenica da bollino rosso. Si svolgeranno martedì alle 10:30 nella chiesa ortodossa dell'ex ospedale Umberto I a Mestre i funerali di Andrei Boichenko, il giovane che ha perso la vita nel lago morto a Vittorio Veneto. A Bibione maxi esercitazione di emergenza-urgenza con l'intervento interforze per il salvataggio di una persona a bordo di un'imbarcazione in fiamme. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, con l'ennesimo scandalo scoperto a Venezia con i 6 bigliettai infedeli che sono stati individuati alla Basilica di San Marco. Facevano pagare il biglietto anche a chi era esente e poi si intascavano parte della somma, ma ci racconta tutto Anna Maria Parisi. Lo scandalo di biglietti venduti fuori legge a San Marco è un grave scandalo che lede all'immagine della città di Venezia. L'attivista di Venezia.com commenta così l'ennesimo danno di immagine per Venezia con la scoperta di ammanchi e gravi illeciti sulla vendita dei biglietti per l'ingresso alla Basilica, al Campanile di San Marco e al museo, commessi da 6 collaboratori che facevano pagare l'ingresso anche a categorie esenti, quali persone con disabilità e loro accompagnatori, minorenni e categorie fragili, nonostante le esenzioni stesse fossero ben evidenziate all'ingresso della Basilica. Immediatamente licenziati 6 collaboratori infedeli che avrebbero intascato parte dei soldi della vendita dei ticket. Soltanto il primo passo compiuto dalla Procuratoria di San Marco, che ha scoperto gli illeciti nei giorni scorsi grazie al confronto della bigliettazione elettronica. E se Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco, con poche e asciutte parole commenta di essere fiducioso che verrà fatta piena luce sull'accaduto, Matteo Secchi rilancia aprendo il vaso di Pandora. Certe cose accadono da tempo e vengono purtroppo tollerate, e spiega come. Vogliamo parlare di quelle agenzie straniere che comprano super pacchetti di biglietti a Palazzo Ducale e Basilica, lasciando senza biglietti le guide veneziane e poi le rivendono a prezzi molto più alti, quindi il turista straniero le compra a prezzi molto più alti e poi non può nemmeno andare direttamente al Palazzo Ducale perché deve andare a ritirarsele. Ecco, un'altra occasione dello sfruttamento di Venezia, non da parte di chi ci abita, ma di chi ha uffici a migliaia di chilometri di distanza. Solo nel 2022 la Procuratoria di San Marco ha staccato biglietti per quasi 2,5 milioni per la visita della chiesa, del campanile e del museo. In terraferma a Mestre, paura e shock questa mattina poco prima delle 9 per un albero che si è letteralmente spezzato e che è precipitato in strada. Auto incolonnate, traffico bloccato per tutta la mattinata. Paura a Mestre in Corso del Popolo all'altezza del Civico 211 quando questo grosso albero si è letteralmente spaccato a metà, finendo contro le auto parcheggiate dalla parte opposta della carreggiata dopo essere caduto in mezzo alla strada, bloccando di fatto la circolazione e provocando gravi danni alle macchine, rompendo finestrini e ammaccando carrozzerie. Il fatto poco prima delle 9 del mattino. Fortunatamente all'interno delle auto in sosta non c'erano automobilisti né passeggeri.
e destino ha voluto che cadendo il tronco dell'albero non abbia colpito nessun veicolo in transito. In città traffico bloccato e a senso alternato tra Corso del Popolo e Rampa Cavalcavia, con la biforcazione di via Torino fino alle 14 per permettere agli operai del comune di terminare l'operazione di messa in sicurezza dell'arbusto, in cima al quale c'era pure un nido di uccellini messo in salvo successivamente dagli stessi operai. Tanta la paura e lo shock, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito o peggio. Adesso la grave denuncia di un ingegnere mestrino di 62 anni, Daniele Rinaldo, malato di SLA, lasciato a terra da Ryanair all'aeroporto di Cagliari. Non mi facevano portare a bordo il ventilatore che mi serve per respirare. Mi è stato negato l'imbarco e sono stato lasciato a terra all'aeroporto di Cagliari. Per me una vera discriminazione come disabile. Daniele Rinaldo, ingegnere idraulico mestrino di 62 anni alla SLA da circa 10. Si trova sulla carrozzina e necessita di un respiratore che favorisce la ventilazione. Proprio per la presenza di questo oggetto per lui essenziale, Ryanair sarebbe stata indotta a lasciarlo a terra all'aeroporto di Cagliari. Ho volato tante volte anche con la stessa Ryanair, poche settimane prima. E la motivazione per cui mi hanno lasciato a terra è falsa, perché il respiratore che devo utilizzare rispetto alle norme internazionali per l'utilizzo in volo. Quindi l'asserita motivazione che può essere trasportato ma non utilizzato, che poi è ridicolo per me perché sennò il respiratore dura 2 minuti, è totalmente falsa. Partito da Venezia per la Sardegna con la stessa compagnia il 29 luglio, il 21 agosto si è trovato in questa situazione surreale e la cosa peggiore è che non è stato aiutato successivamente in alcun modo. Mi hanno lasciato là e basta, con tutte le difficoltà, perché muovere una persona nelle mie condizioni necessita una organizzazione ed è stato un disastro per me, per la mia famiglia. Daniele, ex rugbista, ideatore delle barriere che proteggono la Basilica di San Marco dall'acqua alta, si è sentito discriminato e ha voluto rendere pubblica la cosa perché non accada più. Spero che la compagnia venga sanzionata affinché non accadano più episodi di questo tipo. Spero che questa mia segnalazione abbia conseguenze non tanto per il rimborso, per carità ci ha rimesso dei soldi, se me li danno meglio, ma non è quello, ma che non accadano più cose di questo tipo. Alla fine Rinaldo, fratello del Nobel dell'acqua, ha trovato disponibilità sia da parte di Volotea che di ITA, con costi ben superiori. Nulla però in confronto al disagio e all'umiliazione subita. Penso che la peggiore punizione per una compagnia sia una pubblicità negativa e questa certamente l'hanno avuta con questo episodio. Forse la compagnia dovrebbe anche rivolgere le proprie scuse. Vedremo se accadrà. Spero di sì, parrebbe il minimo. Restiamo dunque in attesa di questa risposta. Intanto ritorniamo alla cronaca. I funerali di Andrei Boychenko saranno celebrati martedì alle 10:30 nella chiesa ortodossa dell'ex ospedale Umberto I a Mestre, poi la salma riposerà a Favaro. Andrei, ventenne di origini russe, ha perso la vita, lo ricorderete, la scorsa settimana nel lago morto di Vittorio Veneto dopo essere scivolato dal materassino sul quale si era spinto al largo. Quindi martedì il momento del lutto, dell'addio a Mestre. E noi rimaniamo a Mestre per parlare di sicurezza e ordine pubblico. Maxi Blitz in via Piave, ma non solo, 60 militari in servizio, utilizzato anche l'elicottero, ma ci racconta tutto Ilaria Marchiori.
Maxi blitz dei carabinieri qui in via Piave a Mestre, identificazioni, controllo dei documenti, controlli negli esercizi pubblici e nei locali. 76 le persone controllate, 42 i veicoli, B&B e piccoli hotel, 4 le violazioni per uso di stupefacenti. Dal tardo pomeriggio di ieri fino a mezzanotte, un altro colpo alla criminalità con il dispiegamento potenziato di pattuglie. 60 militari in uniforme e in abiti civili con pattuglie, automontate e a piedi hanno passato al setaccio le zone calde. L'area sud che si allunga dalla piazza verso la stazione dei treni, riflettori su via Piave, strade laterali, ma anche Corso del Popolo, via Cappuccina e sottopassi. L'ennesimo blitz per prevenire e reprimere ogni manifestazione di illegalità, come lo spaccio, i reati contro il patrimonio e l'irregolarità sul territorio degli stranieri. Gli abitanti nel pomeriggio hanno sentito gli elicotteri delle forze dell'ordine che sorvolavano pattugliando dall'alto. L'operazione rientra in quelle organizzate e disposte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, coordinato dal prefetto di Bari e diretto dal questore Bonaccorso. Soddisfatti ma non troppo fiduciosi i cittadini. Il problema non è banale da risolvere, certamente bisognerebbe agire alle cause, perché il blitz può andare bene, ma poi lascia il tempo che trova, cioè questi poi si spostano e dopo un poco ritornano o comunque lavorano qualche metro più in là, quindi in realtà bisogna agire sulle cause. Serve come serve? Certo che serve, anzi di più ancora. Ci vuole controllo certamente, di sicuro. Qua è una via soprattutto che io non ci vengo, cioè faccio prima a non venirci. Però sì, soprattutto anche per le ragazze, per tutti quanti, sì, qua è una via pericolosa. Se fanno qualcosa sì, per il momento non ho visto risultati. Lei li ha visti? Nel frattempo i comitati di cittadini contro il degrado delle municipalità di Mestre e Marghera propongono la soluzione del lavoro a cottimo per il recupero delle persone tossicodipendenti e insorgono contro l'ultimo video di Carlo e Giorgio. Perché mi guardo intorno e dico, ma cosa sei qua, sta via Piave? Un paradiso! Ara che roba, oh, spacciatori a ogni strada, non che credo. Oh, e i controlli? I controlli. L'imitazione di due tossici di Carlo e Giorgio, una recita sulla pelle degli ultimi di via Piave, una pubblicità che forse ci si poteva risparmiare. Così il comitato di cittadini, che certamente non ha gradito come il disagio e il degrado sociale venisse spettacolarizzato, a dirlo la loro portavoce. Rispetto alle PUD, quindi alle persone che usano droghe, non ci ha fatto ridere perché è comunque una macchietta classica che rappresenta un tipo di consumatore, ma non è nemmeno l'unico, perché adesso insomma anche l'evoluzione dello stile del consumo di sostanze stupefacenti si è evoluto e avanzato, però fa riflettere sulla situazione attuale di non solo simbolicamente via Piave, ma di tutta questa zona tra le municipalità di Marghera e Mestre. Comitati che propongono soluzioni e interventi mirati con due indagini, la prima sulla percezione e sulla sicurezza e la seconda contro le proposte avanzate anche il lavoro a cottimo per chi ha problemi di tossicodipendenza come prevenzione contro i reati commessi da chi deve procurarsi la droga. Con operatori di strada, professionisti, psicologi, in modo tale da passettino per passettino riuscire a farli anche smettere volendo. Sul web 2 questionari disponibili per tutta la cittadinanza a cui si chiede di rispondere dicendo la propria opinione a riguardo. E anche cartaceo con dei banchetti, domani saremo in Piazza Mercato, ad esempio online sulla nostra pagina Facebook e Instagram Comitato Viviamo Marghera. La nuova sala stampa dello Stadio Penzo di Venezia sarà intitolata al giornalista Luca Miani, scomparso nel 2019 a 59 anni. La cerimonia domani alle 16:30 con la scopertura di una targa alla presenza tra gli altri della moglie Francesca Rosa e della figlia Camilla. Luca Miani del Gazzettino lavorava nella redazione di Mestre ed era responsabile dello sport di tutta la provincia e firma in campo del Venezia Calcio.
e sarà un weekend, l'ennesimo weekend di passione sulle strade e autostrade del Veneto, soprattutto nella zona del Veneziano per ovvi motivi. Facciamo il punto. Lungo l'autostrada A4 tra Venezia e Trieste il controesodo di questo fine settimana sarà sostanzialmente la replica del precedente. Lo dicono i numeri diffusi da Autostrade Alto Adriatico, con la previsione di circa 183.000 transiti nella giornata di domani, con traffico da bollino nero, e quasi 166.000 domenica con traffico da bollino rosso. Sabato dunque in direzione Venezia si avrà un traffico critico con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari, nelle vicinanze dei cantieri per la costruzione della terza corsia e in entrata alla barriera di Trieste-Lisert. In particolare si attende l'ingresso di circa 28.000 vacanzieri alla barriera dell'Isert di rientro dalle coste croate e dai paesi del nord-est Europa e di circa 13.000 alla Tisana. Nella stessa giornata in direzione Trieste si avrà la mattina e al pomeriggio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari. Traffico sostenuto è previsto anche nel pomeriggio a A23 Palmanova Udine in direzione Palmanova e in A28 Portogruaro Conegliano in carreggiata sud con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro. Domenica i flussi dovrebbero leggermente diminuire con possibili code sempre all'ingresso di Lisert e in uscita e in entrata alla Tisana. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Fra poco a Bibione, ma prima c'è la pubblicità. Di nuovo in diretta per andare a Bibione e raccontarvi di una maxi esercitazione. Si è svolta nella spiaggia di Bibione una maxi esercitazione di emergenza-urgenza con l'intervento di interforze per il salvataggio di una persona a bordo di un'imbarcazione in fiamme. Per essere pronti quando c'è bisogno, sia da parte del sistema sanitario locale e regionale, sia da parte delle forze dell'ordine, della capitaneria, delle postazioni di soccorso che sono presenti lungo la spiaggia. E direi che il lavoro più importante è proprio quello di mettere in rete e di coordinare i diversi soggetti dove ognuno fa la sua parte nel tempo più breve possibile e senza commettere errori. Ma i dati insomma ci dicono che il sistema funziona molto bene e questi eventi servono anche a preparare i professionisti ad essere sempre pronti in caso di bisogno. Una giornata che ha messo in rete tutti gli addetti ai lavori a tutela dei turisti. Filiera della sicurezza sia il termine più esatto per far vedere anche in momenti di non necessità, di non urgenza ai turisti come si interviene e con che tipi di tempistiche si interviene in questo momento qui. È stato un sistema ormai confermato, certo, e credo che i turisti sempre più si accorgono delle condizioni di sicurezza che loro vivono nel momento in cui vivono la loro vacanza qui a Bibione con la loro spiaggia, con il loro mare. In serata si sono poi svolte una serie di attività di informazione che hanno coinvolto centinaia di turisti per insegnare le tecniche antisoffocamento infantile e rianimazione cardiopolmonare. Tra Padova e Venezia il convegno internazionale dei giovani per la pace, attesi partecipanti da 13 paesi europei, tra cui l'Ucraina. La pace si costruisce ogni giorno con i piccoli gesti per aiutare i più deboli e i soli. È il messaggio che lanciano gli oltre 1000 giovani studenti delle scuole superiori universitarie che arrivano da 13 paesi europei all'incontro dei giovani per la pace, il movimento legato alla comunità di Sant'Egidio che si svolgerà fino al 27 agosto tra Padova e Venezia. Siamo un gruppo di 30 giovani da Parigi e Lyon. Siamo proprio l'esempio di un'Europa che non ha confini e siamo contenti per questo. Siamo qua perché crediamo nella pace e siamo contenti di ritrovare i nostri amici che come noi costruiscono la pace ogni giorno nelle loro città. E per noi questo vuol dire stare vicino ai più poveri, ai bambini soli, agli anziani, ai senza fissa dimora. Quindi una pace concreta. L'impegno ogni giorno nelle periferie delle città che nei mesi estivi non si è mai fermato e ha tramutato le ferie in vacanze solidali con i rifugiati nei campi della Grecia e di Cipro. In questi campi ho imparato cosa vuol dire la parola speranza, ho imparato cosa vuol dire non avere più nulla, essere scappati dalla propria vita normale e ritrovarsi stranieri in una terra altrui, e ho capito che cosa vuol dire essere la fortuna che ho io a poter dare una mano, perché nei campi in Grecia io ho imparato
che anche la mia piccola vita può essere messa a frutto. A Padova l'incontro in fiera nel padiglione 11 per parlare di pace e accoglienza, poi la preghiera nella Basilica del Santo e domenica, infine a Venezia in piazza San Marco il flash mob finale. In Veneto sono arrivati anche 70 ragazze e ragazzi provenienti dall'Ucraina. Hai paura? Possiamo dire di grande crisi umanitaria perché la guerra ha portato a grandissima povertà e poi sempre tanti morti, diciamo, ogni giorno. Andiamo adesso a teatro. Il capolavoro dell'Opera Verista torna in scena con un nuovo allestimento, rinnovando la collaborazione della Fenice con l'Accademia di Belle Arti. Sarà proposto con le scene e costumi ideati e realizzati dagli studenti della Scuola di Scenografia e Costume per lo Spettacolo dell'Accademia Veneziana, con la regia di Italo Annunziata e il light design di Fabio Barrettin. Alla testa di orchestra e coro del Teatro La Fenice, la sapiente direzione musicale di Donato Renzetti. Cavalleria Rusticana sarà in scena il 25, 27, 29, 31 agosto e 3 settembre nell'ambito della stagione lirica e balletto 2022-2023. Da Venezia e provincia è tutto anche per questa edizione, vi lascio il meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Giornata ancora piuttosto calda e afosa, ma l'anticiclone africano inizia a perdere potenza. Da domenica valori termici via via in calo, al prezzo però di temporali anche violenti. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 26 agosto ci mostra una situazione buona con tanto sole e cielo sereno. Possibile soltanto qualche locale piovasco sulle Dolomiti nel corso del pomeriggio. Temperature come detto bollenti ma già in leggera flessione, minime sui 17-24 gradi, massime con punte di 37 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato con cielo limpido, al massimo con qualche innocua velatura. Temperature minime tra 18 e 26 gradi, massime sui 32-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sabato inizierà con il sole, ma nelle ore più calde avremo addensamenti che potranno provocare qualche temporale. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime sui 33-36 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.